Senti, lo sai che io ho sotto gli Sì, occhi ho un libro veramente bello che ho letto, non dico tutto d'un fiato, però mi sono centellinato i racconti, Eterni Secondi di Rosario Esposito La Rossa, Perdere un'avventura meravigliosa, storie dalla scugnizzeria di Scampia, Einaudi ragazzi. E io intanto saluto Rosario Esposito La Rossa, napoletano, scrittore, collabora con la Repubblica e il Fatto Quotidiano, cugino di Antonio Landieri, vittima innocente di Camorra, disabile ucciso a 25 anni per errore durante la faida di Scampia. Attualmente Rosario Esposito La Rossa dirige le case editrici Marotta e Cafiero e Coppola Editore, e infine è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Buonasera Rosario. buonasera. Buonasera a voi. Beh, complimenti davvero, perché io queste storie, ti dico Rosario, se posso darti del tu, le conosco tutte, però le volevo leggere così, cioè volevo che fossero veramente fruibili e diciamo scritte con semplicità e profondità, e quindi ti faccio veramente complimenti. E mi piace molto, tra l'altro, anche la tua introduzione, perché nella introduzione, guarda, l'ho letta tempo fa. Tu, se non sbaglio, dici questo libro è nato per caso perché praticamente era stato rifiutato, no? Il manoscritto era stato rifiutato da un'altra casa editrice, quindi avevamo, come dire, perso. Però da questa sconfitta abbiamo tratto il meglio, no, Rosario? Sì, questo libro nasce da una storia molto bella, perché noi abbiamo aperto la prima libreria dell'area nord di Napoli, di Scampia, dopo 40 anni. E mentre stavamo aspettando il ministro della cultura Franceschini, che per me era un evento epocale perché Scampia veniva solo il ministro degli interni, insomma, è arrivato un pacco della casa editrice Einaudi Ragazzi che non aspettavamo, che ci regalava più di 50 libri. E noi inizialmente, presi insomma da questo entusiasmo, abbiamo proposto un libro che non c'entrava niente con Eterni Secondi, che però è stato bocciato. E quindi i ragazzi con cui avevo scritto questo libro si sono sentiti un po' sconfitti, e da lì mi è venuta un po' l'idea di come si fa a insegnare ai ragazzi a perdere. Dire che perdere non è una colpa, che perdere può essere un modo per vincere. Quindi ho preso lo sport come strumento, come mezzo per raccontare la sconfitta, e ho raccontato queste storie ai ragazzi. Poi inviate Einaudi Ragazzi, è risultato Eterni Secondi, insomma, e appunto nasce da una sconfitta. Assolutamente, 20 uomini, 20 donne che non hanno trovato nella vittoria l'unico modo per migliorarsi, si racconta la sconfitta, e questo libro è come imparare a perdere. E nemmeno a dirlo, tu inizi con una delle rivalità più famose della storia, forse delle sconfitte più famose della storia, ma anche di un del legame più famoso della storia, quello tra Lutz Long e Jesse Owens, che per chi non li conosce, nelle Olimpiadi del 36 a Berlino come dire, misurarono nel salto in lungo. Jesse Owens, che era nero, sappiamo cosa significasse andare nella terra di Hitler nel 36 e vincere. Non riusciva a vincere l'oro nel salto in lungo. E che cosa succede, Rosario? Succede una cosa bellissima, che oggi ricordiamo appunto tutti Jesse Owens, ma non ricordiamo questo ragazzo mingherlino tedesco, Lutz Long, che lo aiuta a vincere attraverso un fazzoletto bianco davanti a 100.000 nazisti e a tutti i ministri di Hitler compreso, indicando il punto dove doveva saltare Jesse Owens. Perché Owens aveva fatto dei nulli, no? Giusto? Sì. Lui indica ed è il primo ad abbracciarlo. Uno dei ministri di Hitler si avvicina a lui e dice: non abbracciare mai più un negro davanti a me. Che fin qui può essere una storia anche di coraggio, però la seconda parte, no, di quest'uomo che viene spedito in guerra in Sicilia a combattere proprio contro gli americani, e durante lo sbarco degli alleati spedisce questa lettera bellissima a Jesse Owens, rischiando la morte per altro tradimento, in cui dice: quando questa guerra sarà finita tu vai da mio figlio e di che la nostra amicizia è stata più forte di questa stupida questa è bellissima. Poi c'è la Maratona della Speranza, c'è una bellissima frase di Nietzsche che dice: il mio tempo non è ancora venuto, alcuni nascono postumi come lui forse. Che cos'è la Maratona della Speranza? Rosario Esposito La Rossa.
ed è una corsa organizzata da Terry Fox, un ragazzo a cui amputano una gamba a causa di un tumore a metà degli anni '80, e lui decide non solo di correre la maratona di New York, ma di percorrere tutto il Canada dalla costa orientale alla costa occidentale, con l'obiettivo di recuperare un dollaro per ogni canadese. Purtroppo non finisce questa maratona a causa di questa sua malattia, e ci sarà un'altra persona sempre amputata che continuerà al suo posto. Mi piace ricordare che grazie a questa impresa di Terry Fox non sono stati raccolti 22 milioni di dollari, ma ben 500 milioni di dollari, perché lui è uno dei pochi che ha messo davvero insieme tantissime persone attraverso una semplice corsa. Assolutamente sì. Il sole in un sorriso salta e mentre cadi lascia che ti spuntino le ali. Ray Bradbury, ci dici un po', tu hai parlato di Ondina Valla, Trebisonda Valla che vince, se non sbaglio, l'oro nel 36, anche lei? Sì. Lei inizialmente nella precedente Olimpiadi non è stata a Los Angeles, non ha partecipato perché una donna non poteva partecipare per i canoni fascisti, ma di questa storia mi affascina molto anche questo rivalità amore con una sua compagna con cui sono cresciuta e che addirittura durante la guerra la salva. Questa Claudia, la compagna, Claudia Testoni, sì, Claudia Testoni. Ti leggo una cosa che hai detto prima, giustamente a Los Angeles non poteva andare perché Renato Ricci, fascista e capo dell'Opera Nazionale Balilla, presidente della Federazione Sciistica, durante una riunione del CONI usa le seguenti parole: si è eliminata la rappresentanza femminile, mi sembra ridicolo che a difendere i colori di una nazione potente e civile come la nostra debba essere chiamato di tanto in tanto un gruppo di donne più o meno interessanti e intelligenti, vale a dire adesso, voglio dire. Infatti fortunatamente abbiamo fatto dei passi avanti. Sì. Insomma, dai lustro anche a Ondina Valla. Lo sport diventa pretesto per parlare di razzismo, omosessualità, disabilità, femminismo, dittatura e guerra in questo libro Eterni Secondi di Rosario Esposito La Rossa. Mi dici la storia di Peter Norman che tagliò il traguardo per gli aborigeni? Sì, purtroppo anche in questo caso io ho chiamato questa storia, ho titolato questa storia L'uomo dimenticato dalle statue, perché c'è una statua famosa negli Stati Uniti dove The Jet e Carlos insomma sono rappresentati, ma manca questo secondo classificato, che è questo ragazzo australiano che si batte per gli aborigeni, perché pochi sanno, ma dopo il Sudafrica insomma l'Australia è stata una delle nazioni dove l'apartheid è stato fortissimo, addirittura strappavano dei bambini alle famiglie aborigene per poi convertirli al cattolicesimo e al cristianesimo. E lui, se non sbaglio, Norman ebbe anche dei problemi in Australia per aver difeso Carlos Smith. Non solo difeso, gli ha detto insomma di indossare un guanto a testa, ha indossato lui stesso la spilla, la coccarda. Come la coccarda. E alla fine non ha mai partecipato più a un'Olimpiade, nonostante i suoi tempi di qualifica non ha mai ritrattato, ed è morto così. La sua bara è stata portata a spalla da Carlos Smith e The Jet. Insomma, secondo me questa è una cosa meravigliosa, perché soltanto dopo la sua morte è stato riqualificata la sua memoria. Addirittura alle Olimpiadi di Sydney lui non ha nemmeno partecipato. Attualmente è ancora l'uomo più veloce d'Australia, nessuno ha superato il suo mito. Rosario Esposito La Rossa, mi sto accorgendo che ne sai tantissima di sport. Chiudiamo con la punizione inversa, che quella mi fa morire, mi fa impazzire. Sì, anche in questo caso lo Zaire, l'attuale Repubblica Democratica del Congo, è la prima squadra subsahariana a partecipare a un mondiale. I calciatori, che erano tutti di proprietà dello Stato, e in particolare di questo dittatore Mobutu Sese Seko, partecipano a questo mondiale e in cambio riceveranno una macchina e $45.000 a testa, quindi diventeranno ricchi. Solo che la prima partita la perdono, quindi dall'Africa arrivano notizie che non riceveranno mai questi soldi. Boicottano la seconda partita con la Jugoslavia nel mondiale perdendo 9-0. Arriva una notizia da Mobutu Sese Seko e dice: guardate, se voi perdete con più di 3 gol di scarto col Brasile, io vi ammazzo tutti, non vi faccio tornare a casa. E quindi sul 3-0
quindi all'85esimo c'è una punizione e sulla punizione c'è Riveligno, quindi uno che aveva già segnato nella partita, terrorizzati. Questi ragazzi in barriera sembrano quasi più dei condannati a morte davanti a un plotone di esecuzione che una barriera, e uno di loro, da un nome impronunciabile, perdonami ma lo sbaglio sempre, Mefu, riesce, si stacca dalla barriera e tira lontano il pallone, nello stupore generale del mondo che per giorni deriderà questo ragazzo dicendo non sanno nemmeno le regole. Invece questo ragazzo aveva lanciato il pallone lontano per allungare un po' di più la propria vita, l'agonia, certo assolutamente. E quindi fortunatamente quel pallone non entrò e i ragazzi tornarono a casa, ma solo dopo 24 anni è venuta fuori questa storia mondiale. Tutto questo in eterni secondi di Rosario Esposito La Rossa. Perdere un'avventura meravigliosa, storie dalla scugnizzeria di Scampia in Audi ragazzi. Rosario, complimenti, avrei voluto parlare di Emil Griffith, il pugile con le caramelle, di Zatopek, la locomotiva umana, la gazzella nera, Vilma Rudolph e di tante altre bellissime storie in eterni secondi. Grazie Rosario Esposito La Rossa e complimenti. Grazie. Non togliamo la sorpresa ai lettori, quindi dovranno comprarsi il libro e leggere questo libro vincente dei ragazzi di Scampia.